È la storia di questo tempo, ma anche di questa stagione, di questo periodo, diciamo, estivo. È una storia che, se si andasse a vedere i dati storici, la si vede. Ci sono addirittura dei siti, se volete prendervi la briga, che vi danno la media della più alta temperatura di questa giornata negli ultimi 15 anni e della media della più bassa temperatura di questa giornata negli ultimi 15 anni. Per dire, la giornata di oggi aveva 34 gradi nel 2020 e 14 gradi nel 2019. Questa è la storia. Ovviamente i temporali, i fortunali estivi sono una costante nei nostri territori e noi siamo molto più attenti, l'informazione in real time ci permette di avere anche l'ultimo granello di grandine nell'ultimo lembo del Veneto, ed è giusto sia così. Siamo molto più efficienti con la protezione civile, ma anche con le previsioni. Quindi aspettiamo le piogge, scusatemi, che dovrebbero arrivare in serata, e vedremo cosa accadrà.